Il 1° marzo prende il via una kermesse teatrale itinerante per tutto il Veneto per celebrare i 400 anni della morte di William Shakespeare. Seguendo le orme di Shakespeare, così si potrebbe tradurre la rassegna teatrale che vede tutto il Veneto partecipe dei 400 anni dalla morte del drammaturgo, che ha dato al mondo 37 testi teatrali, 154 sonetti e una serie di altri poemi. Il Veneto vede diverse città coinvolte, a partire dalla cantina di Shakespeare, le antiche cantine di Casa Curioni, che trasuda dell'energia dell'Adige e del Bardo, e il chiostro della tomba di Giulietta, giusto per rimanere a Verona, che racconta la storia d'amore dei due giovani amanti. E ancora Cassagredo a Venezia per Otello, a Padova per la bisbetica domata, a Torri del Beneco per i due gentiluomini. Toccare palazzi nobili, ville, castelli scaligeri, questa cantina, la tomba di Giulietta, quindi delle location straordinarie in cui in una riduzione di un'ora circa, un'ora e un quarto, ci saranno gli attori che saranno gli interpreti principali, con un accompagnatore che alle volte è un attore, alle volte è un musicista, alle volte è qualcuno che è parte anche della storia. Dal 1° marzo al 21 dicembre andrà in scena dunque Shakespeare in Veneto, 60 spettacoli in lingua originale. Questo di fatto diventa un fare teatro per la promozione turistica e la crescita sociale. Ci permette di metterci a confronto con noi stessi e questo avviene nel testo shakespeariano ancora più forte. Shakespeare è un poeta, quindi le parole che ha usato avevano un senso anche sonoro. La presenza poi di un appunto accompagnatore in italiano permette di rendere fruibile a tutti quanti questa operazione.